Vale la pena di accogliere ogni vita perché ogni persona umana vale il sangue di Cristo stesso. Il tweet di Papa Francesco in occasione della giornata per il nascituro suona come un motto per i volontari che si adoperano nei centri di aiuto alla vita, anche nel territorio diocesano. L'obiettivo è proprio quello di favorire la maternità e sostenere la nascita di un figlio. L'attività principale sarebbe quella di aiutare la mamma che ha difficoltà a pensare di riuscire a portare a termine una gravidanza, perciò potrebbe pensare drammaticamente di abortire, e noi invece riusciamo a convincerla che in qualche modo riusciremo a farglielo portare avanti. I CAV promuovono anche il progetto Gemma, che si concretizza in un aiuto economico mensile di 160 euro consegnato alla mamma negli ultimi 6 mesi di gravidanza e per il primo anno di vita del neonato. Li abbiamo da tante persone generose, dall'8 per 1000, dal 5 per 1000, dall'offerta delle primule una volta all'anno, e da anche famiglie che, conoscendoci, pensano di poterci aiutare in questo modo. Anche gruppi di amici, perché 16 colleghi si mettono insieme, 10 euro al mese, e riescono così a far nascere un bambino. Penso che sia una cosa bellissima, ecco. A Sestri Levante da ormai diversi anni viene offerto un servizio ulteriore per evitare casi di abbandono di piccoli appena nati. Alla Madonnina di Grappa c'è la culla per la vita, che in genere non è conosciuta. In tutti questi anni non è mai stata usata, forse possiamo dire meno male, e anche perché non abbiamo ricordo di bambini abbandonati da queste parti. Però la culla per la vita, che speriamo di non dover mai usare, ma se fosse sarebbe una cosa magnifica per salvare un altro bambino. Il CAV di Chiavari opera nelle 2 sedi, al Centro Benedetta Acquarone e a Sestri Levante. In quali giorni e in che orari vi si può trovare al Centro di Aiuto alla Vita? Allora, al martedì e al giovedì qui a Chiavari, all'Acquarone, dalle 15 alle 17, e al giovedì mattina invece a Sestri dalle 10 a mezzogiorno.